All'andata fu 2-2, arrivati ad 8 partite al termine della regular season. Le due formazioni hanno obiettivi stagionali completamente differenti. La Roma Calcio 8 GSA vuole blindare il sesto posto e andarsi a giocare playoff. La NES Calcio 8 invece scende in campo per sperare nella permanenza in Serie A senza dover disputare playout. Amici di Fanner, si chiude questa sera la 23esima giornata di Serie A. Si affrontano al circolo Stella Azzurra la Roma Calcio 8 GSA e la NES Calcio 8. La Roma Calcio 8 con Ciccolini che però chiuso deve andare vicino dal compagno che arriva in supporto. Poi prova il numero 6 a scaricare sull'out di sinistra. Ottima percussione centrale e ottima risposta dell'estremo difensore. Senza Roma Calcio 8 sulla destra con il solito Cichella che adesso esagera, vuole fare un po' troppo da solo. Può ripartire il NES, deve distendersi e mettere in calcio d'angolo Coletti. In zona di attacco la Roma Calcio 8, rimessa laterale battuta per Ugolini che mette giù il pallone. Ugolini prova la conclusione, ha dato soltanto l'effetto del gol, ma è andata molto vicino al vantaggio la Roma. Sulla sinistra sponda, può arrivare Fiammelli, resta lì la sfera per San Marco che col mancino fa il gol del vantaggio. NES Calcio a 8-1, Roma Calcio a 8 GSA 0. Pressing la Roma Calcio 8, poi c'è un'entrata da dietro, passaggio in verticale, Pacioni battuto, non riesce a spingere il pallone in rete la Roma Calcio 8 che sicuramente per le occasioni non si merita di stare in svantaggio. Ancora Pacioni che vuole affrettare i tempi del rinvio, indelicato, dietro per Oliva. Appena stato ammonito, brava la conclusione Oliva, si distende Pacioni ma non c'è nessuna deviazione. Addirittura triplicato, riesce a cavarsela bene, scaricando per Oliva, prova la conclusione Oliva. Ottima risposta di Pacioni che risponde presente e manda il pallone in corner. Giocare i play out, Oliva sulla sinistra, Seferi. Scambiano molto bene i ragazzi con la maglia rossa, vanno sul fondo, la conclusione, il palo colpito, sfortunata anche la Roma Calcio 8 in questa occasione. Cichella premia la sovrapposizione del numero 20 che entra in area di rigore e c'è il secondo palo colpito dalla Roma Calcio 8. Salta più in alto di lui Oliva, poi Trevisani. Fallo fischiato dal direttore di gara, gamba tesa ai danni di Trevisani. Scusate, ai danni del numero 7, Seferi. Il fallo sì è di Trevisani. Cichella sul pallone, parte col destro! Luca Cichella, 16° gol stagionale il suo, il miglior marcatore della Roma Calcio 8, riporta i suoi in carreggiata al 35° minuto. Il numero 7 che se ne va con il mancino, il pallone passa, gol del 2-1, questa volta l'ha siglato Seferi, quindi Roma Calcio 8-2, NES 1 al 40°. Sulla sinistra De Paulis a spazio, pallone al centro, batti e ribatti, resta lì la sfera per De Paulis con i pugni Coletti, ancora Coletti in corner, due ottime parate dell'estremo difensore. Il ruolo di prima punta, Trevisani sulla sinistra, anticipo di Chianese, Oliva fuori, ancora Oliva, prova la conclusione con il sinistro, Pacioni si distende, salva ancora il risultato Pacioni. Viene sottratta la sfera, la NES Calcio 8 forse all'ultima opportunità, non è così per il direttore di gara, triplice fischio, l'incontro termina 2-1 per la Roma Calcio 8 che in rimonta porta a casa 3 punti importanti, decidono le reti di Cichella e Seferi.